Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, alle notizie principali di questa edizione. Fentanyl, l'Italia alza l'allerta sulla cosiddetta droga degli zombie trovata in una dose di eroina in strada. L'esperto: rischio depressione respiratoria. Ricordato a Palermo Pio La Torre, padre delle leggi antimafia, assassinato 42 anni fa. Caracolici: occorrono strumenti nuovi per lottare una Cosa Nostra che cambia. Tari, 2 mesi per scongiurare gli aumenti, slitta al 30 giugno il termine per i comuni per approvare i piani finanziari. Tra i nuovi poveri anche lavoratori con un contratto e uno stipendio che non arrivano a fine mese. Il dato del nuovo report dell'Istat. La Caritas: molti non riescono a comprare farmaci o a pagare l'affitto e sono costretti a rivolgersi agli usurai. 0 morti sul lavoro alla vigilia del 1° maggio, folla di studenti alla Zisa di Palermo all'iniziativa della UIL. C'è anche un videogioco, vince chi rispetta le regole. Violentata e filmata con il telefonino, a Bronte arrestati un uomo e una donna che si sono accaniti contro una giovane moldava appena arrivata in Italia in cerca di lavoro. Le corse clandestine di cavalli restano tra i fenomeni criminali più diffusi nel catanese. Adesso intervengono anche gli animalisti, decisi a costituirsi parte civile contro lo sfruttamento degli animali. Il calcio: per il Palermo è vigilia di campionato contro lo Spezia e rosanero cercano 3 punti per scacciare la crisi e blindare il 6° posto. In Serie C il Catania valuta il ritiro in vista dei play-off. Dunque, lo avete sentito, nuovo aumento del rischio riguardo alla presenza di fentanyl in Italia. L'allarme è stato lanciato dal Sistema Nazionale di Allerta Rapida per le droghe. La sostanza è stata trovata in una dose di eroina. Marco Carli. Allerta a livello 3 per il fentanyl in Italia dopo l'identificazione in eroina da strada a Perugia. Una nota del Ministero della Salute è stata inviata alle regioni. La nota chiede agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome di mettere in campo tutte le attività per informare attraverso le ASL e le comunità terapeutiche le persone che fanno uso della sostanza dei gravissimi rischi per la salute. Attenzione massima dunque sugli effetti di quella che viene definita la droga degli zombie, chiamata così perché può trasformare chi assume il fentanyl in un morto che cammina. L'Istituto Superiore di Sanità ha confermato che il fentanyl è stato utilizzato come sostanza da taglio in una dose di eroina sequestrata alcune settimane fa nella zona di Perugia. Si tratta del primo caso accertato in Italia, ma si aggiunge un dato ancora più preoccupante. Sì, il warning sta aumentando perché le preparazioni che combinano eroina e fentanyl stanno aumentando e quindi con queste anche il rischio di depressione respiratoria e di sedazione. Tanto più se nelle formulazioni troviamo benzodiazepine a lunga emivita come il diazepam che ulteriormente potenziano questa attività sedativa. Stiamo parlando di un uso improprio del farmaco ritenuto fondamentale per le patologie del dolore, ma che può trasformarsi in strumento di morte se usato appunto come sostitutivo dell'eroina, tendenza ormai consolidata negli Stati Uniti, dove ha causato solo nel 2022 100.000 morti. In Italia dunque, in raccordo con il sottosegretario Alfredo Mantovano, è stato così attivato il Piano Nazionale di Prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl, che prevede l'invio dell'allerta a tutte le forze di polizia, a tutte le amministrazioni, un'allerta che, come detto, continua ad alzarsi. Ricorre oggi l'anniversario dell'uccisione di Pio La Torre, padre delle leggi antimafia. A ricordarlo anche il presidente della Commissione regionale antimafia, secondo il quale oggi occorrono strumenti nuovi per lottare una Cosa Nostra che cambia. Manlio Viola. L'attualità di Pio La Torre e delle sue leggi sta nelle cose, sta nella paura che le cosche di ieri e di oggi hanno proprio a causa della capacità dello Stato di aggredire i patrimoni illeciti. È così che si ricorda il segretario del Partito Comunista ucciso insieme al suo autista il 30 aprile di 42 anni fa in via Limuli a Palermo. L'omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo è stato ricordato questa mattina sul luogo del delitto con la deposizione di corone di alloro e di fiori, nel pomeriggio con un incontro voluto dal Centro Pio La Torre e dalla Commissione regionale antimafia dal titolo Chi ha paura delle leggi antimafia. Se è vero che la mafia è cambiata e che è necessario aggiornare alcune norme per stare al passo nella lotta, è vero anche che quello sulla confisca dei beni resta uno strumento eccezionale. Dobbiamo decidere se dobbiamo convivere o fare anche degli atti di eroismo civile che non sono di eroismo
in cui semplicemente non entro a comprarmi le caramelle nel bar in cui c'è in quel momento il mafioso che so. A Pio La Torre si devono direttamente le leggi per le confische dei beni ai mafiosi, ma indirettamente anche lo stesso reato di mafia nel codice penale e il carcere duro. Norme approvate comunque dopo la sua morte, ma la sfida adesso è spezzare il legame fra mafia e politica. Se non cancelliamo il rapporto tra mafia e politica avremo sempre un fenomeno che si ripete. Perché mafia senza politica, senza sostegno politico non potrebbe esistere, sarebbe soltanto un'organizzazione criminale comune cancellabile dalla repressione delle forze dell'ordine. Infatti la legge Rognoni La Torre è valida perché dopo 42 anni è ancora capace di sconfiggere la mafia stragista di 40 anni fa, ma anche la mafia, le cosiddette nuove mafie, che hanno ereditato il sistema di violenza e di intimidazione, sparano di meno ma corrompono di più. Una sfida comunque tutt'altro che facile, anche per effetto dell'insabbiamento di Cosa Nostra. Passa dal 30 aprile al 30 giugno 2024 il termine per i comuni per approvare i piani finanziari e le tariffe della Tari. Al momento dunque scongiurati gli aumenti, ma bisogna reperire fondi perché a pagare non siano i cittadini. Marco Carli. Scongiurato almeno per ora un aumento della Tari. Ha avuto il suo effetto il tavolo aperto dall'ANCI con il governo nazionale. Slitta di 2 mesi, dal 30 aprile al 30 giugno 2024, il termine per i comuni per approvare i piani economico-finanziari, i documenti con i quali gli enti stabiliscono annualmente le tariffe per la gestione dei rifiuti. La Commissione Finanze del Senato ha infatti approvato l'emendamento del governo al cosiddetto decreto Superbonus, che posticipa di 2 mesi la scadenza dei piani. L'estensione del termine, spiegano dal Ministero dell'Economia, permetterà ai comuni di avere più tempo per elaborare le nuove tariffe relative alla Tari per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Quella del 30 aprile era una data attesa e si era sviluppata una corsa contro il tempo per evitare aumenti costanti delle tariffe, che nella nostra regione sono fra le più alte della nazione. Il rischio fondato era di un 30% in più in bolletta. La spesa, infatti, per lo smaltimento è diventata ingente nell'ultimo anno e mezzo, visto che a causa di discariche stracolme sull'isola è stato necessario mandare i rifiuti all'estero. Vista la revoca del fondo regionale destinato a tamponare i costi in più, è intervenuta l'ANCI, che ha chiesto al governo di facilitare la data della presentazione del piano economico finanziario. Negli ultimi giorni si era capito che la richiesta poteva andare a buon fine ed è arrivata la conferma con la nota della Commissione del Ministero. Adesso toccherà trovare i fondi perché non paghino i cittadini. La necessità è reperire circa 45-60 milioni di euro a copertura dei sovraccosti prodotti nel 2022 e nel 2023. Tra i nuovi poveri, rileva l'Istat, ci sono anche lavoratori con un contratto e uno stipendio con cui però non arrivano a fine mese. In molti non riescono a comprare farmaci o a pagare l'affitto e si rivolgono agli usurai, come denuncia anche la Caritas. Simona Mazzone. Noi registriamo un aumento di richieste di aiuto enorme, superiamo il 100% già rispetto all'anno precedente. Dobbiamo dire che veramente siamo quasi a 10.000 interventi in più rispetto all'anno 2022. Sono dati allarmanti quelli registrati dalla Caritas, che fanno il paio con il recente rapporto Istat sulla povertà, diffuso in questi giorni e che segnala un aumento in tutto il paese della povertà assoluta. Sono parecchie le famiglie che si rivolgono alla Caritas, non solo per il fabbisogno giornaliero dei beni di prima necessità, ma ormai anche perché non si arriva a colmare i debiti per utenze domestiche, farmaci, affitti e mutui, finendo così spesso nelle mani della criminalità. Soltanto a Catania su oltre 120 persone cadute nella rete d'usura e che si sono rivolte alla Caritas nel 2023, una soltanto ha denunciato. Famiglie che a causa della crisi economica dovuta anche e soprattutto al post-Covid, indebitati, ma non solo con il circuito legale legato ai mutui, legato alle utenze domestiche, ma soprattutto al circuito illegale, l'usura. L'Istat ha rilevato anche che tra i nuovi poveri ci sono famiglie dove un componente ha anche il contratto di lavoro. Purtroppo l'elevata imposizione fiscale del nostro paese porta ad avere delle decurtazioni nelle buste paga veramente esose. Cosa può fare lo Stato per queste persone? Io credo che lo Stato in primis dovrebbe ascoltare i bisogni delle persone, evitare di centralizzare solo interessi personali e fare il bene comune. Come dice il Santo Padre, parliamo di noi e non dell'io.
La polizia di Enna ha denunciato per simulazione di reato un'anziana che avrebbe finto di essere stata sequestrata e rapinata in casa di denaro e gioielli il 5 marzo scorso, come rivelò alla squadra mobile. Dalle immagini estrapolate dalle telecamere cittadine, sia private che pubbliche, gli investigatori hanno escluso che la donna sia stata vittima dei reati denunciati. A Palermo l'evento della UIL, la prevenzione è la soluzione, 0 morti, lo slogan che riecheggia nei cantieri culturali alla Zisa con tantissimi giovani studenti. Marco Gullà. Alla vigilia della festa dei lavoratori e nella giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, a Palermo in scena il convegno La prevenzione e la soluzione. E allora da chi partire per sensibilizzare la collettività sul tema? Ma da loro, dai più piccoli. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado infatti sono luoghi in cui il diritto alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile sul quale radicarsi fin dai primi momenti di socializzazione. Avere fatto questa iniziativa che tanto coinvolge le giovani generazioni è il primo passo verso un percorso che deve essere lungo e continuo. Tante le iniziative come quella della UIL che ha creato un videogioco proprio incentrato sulla sicurezza sul lavoro. Vince chi rispetta tutte le regole. Abbiamo pensato all'interno della giornata mondiale sulla salute e sicurezza di far interagire i bambini che sono studenti delle classi elementari in maniera tale da appunto interagire col gioco e capire quali sono le regole e le buone prassi all'interno di una realtà lavorativa. I bambini come si stanno comportando? Il gioco ha riscosso un grandissimo successo legato proprio al fatto che è qualcosa che si avvicina praticamente al loro mondo, al linguaggio loro, al linguaggio diretto. Più prevenzione, meno morti, equazione logica. Noi crediamo moltissimo nella sicurezza e nella prevenzione, investendo sempre di più. La sicurezza è la vita, dobbiamo stare attenti agli operai e ovviamente a noi artigiani e piccole e medie imprese che tutti i giorni ci coordiniamo e lavoriamo sempre insieme con gli edili. Violentata e ripresa con la telecamera del telefonino, un uomo e una donna sono stati arrestati a Bronte nel Catanese. Si sono accaniti contro una giovane moldava appena arrivata in Italia in cerca di lavoro. Eva Spampinato. Prima la violentano e poi si incastrano con le proprie mani, anzi con il proprio video sul telefonino. Una orribile storia di degrado sociale, soprusi, aspettative deluse, paura. Una donna moldava era arrivata in Sicilia per cercare lavoro, ma è piombata in un inferno di botte e violenze. Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura di Catania ed eseguite dalla sezione reati contro la persona della squadra mobile, sono incominciate all'inizio di aprile, dopo la denuncia della donna arrivata in ospedale con la clavicola fratturata. I suoi presunti carnefici sono 2 rumeni, una coppia residente a Bronte, nel Catanese, che oltre a maltrattarla l'avrebbe anche violentata. Nel telefonino della donna, una 39enne che è finita agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, avendo un figlio di 6 anni, infatti sono stati trovati 3 video della violenza sessuale nei confronti della moldava. La vittima si trova ora in una struttura protetta. I 2 fermati devono rispondere dei reati di maltrattamenti, lesioni personali e violenza sessuale di gruppo. Il rumeno di 41 anni è stato portato nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Palermo, la polizia ha arrestato un 37enne accusato di spaccio di droga. Il pusher è stato bloccato per le strade della Zisa con oltre 200 grammi tra cocaina e crack. Sempre a Palermo, ritrovato dalla polizia un mini arsenale in un box di via Costante Girardengo. Si tratta di 2 fucili, una pistola calibro 7,65 e oltre 500 cartucce di vario genere. Sono in corso indagini per risalire al proprietario. Foglio di via per gli attivisti che a Palermo a inizio mese hanno fatto il bagno nella fontana. Una protesta simbolica e non violenta contro l'emergenza idrica. Per i giovani si tratta di un provvedimento ingiusto e sproporzionato previsto per i mafiosi. Lorena Dolci. Ciao, sono Gesualdo e insieme a Erika e Davide ho ricevuto un foglio di via dalla Questura di Palermo che mi intima a non rientrare nel comune di Palermo per la durata di 3 anni
per aver fatto un bagno nella fontana del molo trapezoidale, aver lavato simbolicamente vestiti e piatti nella fontana. Voleva essere una protesta simbolica contro l'emergenza siccità e invece quel bagno non autorizzato il 2 aprile scorso rischia di costare caro agli attivisti di ultima generazione. In 3 hanno ricevuto il provvedimento che li bandisce dalla città di Palermo. Gesualdo, antropologo e archeologo, dovrà stare lontano fino a 3 anni. Per me ricevere un provvedimento del genere che è sproporzionato e ingiusto, se pensiamo che questo provvedimento è previsto dal codice antimafia, destinato a soggetti che vivono di traffici delittuosi o socialmente pericolosi. Lieto fine invece per Erika, prossima alla laurea, che ha presentato ricorso contro il foglio di via che le impediva il diritto allo studio. Stamattina sono andata in questura ad Enna e mi hanno notificato la revoca del foglio di via e finalmente, perché così appunto posso tornare a Palermo, perché se no avrei perso l'anno universitario e non mi sarei potuta laureare. Alla domanda se tornerà a protestare risponde così. Penso che sia importante in questo momento protestare, scendere in strada in qualsiasi modo, perché la situazione è drammatica in Sicilia, abbiamo già l'acqua razionata. Le corse clandestine di cavalli, uno dei fenomeni criminali più diffusi nel territorio catanese. Adesso anche gli animalisti intervengono sui recenti sequestri e contro lo sfruttamento degli animali. Ci costituiremo parte civile, dicono. Eva Spampinato. Gli animalisti si costituiranno parte civile contro il degradante fenomeno delle corse clandestine dei cavalli, ma soprattutto a favore della tutela degli animali trovati in pessime condizioni in una delle ultime retate delle forze dell'ordine nel territorio catanese. Dopo l'ennesima denuncia, il sequestro di 4 cavalli, tra cui un pony appena nato, avvenuto alcuni giorni fa in una stalla del quartiere di Picanello, la LNDC Animal Protection è intervenuta in merito alle pessime condizioni in cui sono stati ritrovati i cavalli sequestrati. Abbiamo depositato una nostra denuncia per unirci a quella che è già pendente, quindi per entrare nel procedimento, costituirci parte civile quando, come auspichiamo, si andrà a giudizio. 2 uomini sono stati denunciati per maltrattamento di animali e corse clandestine. Nella stalla sequestrata, inoltre, i carabinieri avevano trovato farmaci per umani e veterinari che venivano usati per mitigare i dolori dei cavalli, senza però le dovute prescrizioni. Purtroppo ciò che noi registriamo, lo diciamo in ogni occasione, è un quadro sanzionatorio ancora troppo blando per quel che riguarda le ipotesi di maltrattamento di animali. Al quadro già complesso di reati si aggiunge quello dell'esercizio abusivo di professione veterinaria. In Parlamento sono previste ipotesi di aggravamento delle pene anche in maniera molto sostanziosa. Con questo nuovo quadro sanzionatorio si potrebbero avere strumenti più efficaci anche di prevenzione e dissuasione dei reati. Siracusa, il degrado sotto gli occhi di tutti, anche dei turisti. Allo sbarcadero Santa Lucia, a 2 passi da Ortigia, c'è l'abbandono totale. Numerose le segnalazioni dei residenti. Francesco Aloi. Il Duomo, il teatro greco è questo. Tra gli scatti di chi visita Siracusa c'è anche il degrado. Qui siamo allo sbarcadero Santa Lucia, in pieno centro, a 2 passi da Ortigia. Vista mare e vista rifiuti. Esatto, sì, c'è un degrado incredibile. Io vivo a Roma, vengo qua ogni tanto e ogni volta che vengo la situazione è sempre peggiore. Noi siamo abituati a Roma, ma qui è uguale, insomma, come degrado. I rifiuti non passano inosservati. Sul podio ci sono le bottiglie di birra, ma troviamo anche cartoni della pizza, copertoni e reti dei pescatori. I residenti sono stanchi. Qualcuno si è rivolto alla nostra linea WhatsApp 342 745 5005. Non c'è molto rispetto da parte dei siracusani per la loro città, ma anche e soprattutto dei pescatori che lasciano un po' troppa roba in giro. I marciapiedi sono quasi impraticabili, tante erbacce ed una certezza: qui non si pulisce da tempo. Tutto sotto gli occhi dei turisti che in alcuni casi rischiano anche di cadere. Questi tondini in ferro che dovrebbero mettere in sicurezza la buca, invece creano un pericolo in più. Quando ero piccolo mia nonna abitava proprio qui alla Borgata e mi portava qua, non era così, per passeggiare ed era una zona bellissima. Ora è
col tempo le cose sono un po' abbandonate a se stesse. E mentre Palazzo Vermexio ricorda che a breve partiranno i lavori di riqualificazione, il degrado fa il giro del mondo. A Messina partirà in anticipo la campagna antincendi del comune, ma l'emergenza è particolarmente sentita in tutta l'isola, dove la Protezione Civile ha previsto un potenziamento di uomini e mezzi. Francesco Triolo. La Sicilia lo scorso anno è stata una delle regioni più colpite dagli incendi, un'emergenza che non ha risparmiato alcuna provincia e quella di Messina è stata particolarmente devastata. Così si è deciso di anticipare la campagna antincendi che lo scorso anno qui è partita all'inizio di luglio e quest'anno invece scatterà il 15 maggio con l'obbligo per i proprietari di pulire terreni e realizzare i tagliafuoco. La Protezione Civile regionale è pronta a potenziare anche il suo dispositivo di emergenza sul territorio siciliano con nuovi volontari formati e l'implementazione del parco mezzi. Sulla base dei dati dello scorso anno l'assessore al ramo ha ritenuto di anticipare e posticipare la fine della campagna, quindi dal 15 di maggio fino alla fine di ottobre noi avremo una campagna antincendio praticamente che dura 5 mesi e mezzo, abbastanza lunga. Quindi sarà lunga, sarà importante. Il 4 di questo mese saranno consegnate a Palermo 31, su tutta la regione, 31 mezzi nuovi più una quarantina di mezzi che erano quelli che sono stati usati dal Corpo Forestale alcuni anni or sono e che ora sono tornati nella nostra disponibilità. Quindi su tutto il territorio regionale avremo circa 70 mezzi nuovi assegnati ad associazioni di volontariato. Lo slogan messinese invece è "Siamo tutti sentinelle del territorio", per cercare di sensibilizzare i cittadini a controllare e segnalare eventuali principi di incendio. Anche le sanzioni sono elevate sia sotto il profilo penale che amministrativo. Lo scorso anno sono stati oltre 100 i verbali per mancata pulizia solo nella città di Messina. E adesso una pausa, tra poco la pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani affronterà lo Spezia fuori casa. Mignani non cambia modulo. Marco Gullà. 3 punti in 4 partite e 0 vittorie, 6-3 pareggi iniziali avevano lasciato qualche dubbio, la sconfitta contro la Reggiana li ha spazzati tutti via. L'inizio di Mignani è da considerarsi a tutti gli effetti un flop. Ovviamente l'allenatore del Palermo non poteva certamente fare miracoli, ma in 4 giornate ci si aspettava certamente di più. Oggi vigilia di partita, domani Palermo impegnato sul campo dello Spezia, rosanero che vogliono blindare il 6° posto, ma adesso occorre un'inversione ad U sul trend attuale. La sesta posizione per portare alla fine per andare alla fine della stagione. Io sono venuto qua perché credo che questa sia una squadra che possa fare qualcosa di importante, perché la società mi ha dato grandi motivazioni, per cui nella mia testa se dovessi accorgermi che qualcuno si stia sedendo, si stia accontentando di quello che è stato fatto fino adesso, probabilmente lo manderei lontano da questo centro sportivo. Mignani sceglie la strada della continuità anche contro lo Spezia. Il tecnico sembra orientato a confermare il 3-5-2 schierato nelle ultime partite. Niente cambio modulo, quindi la squadra ha bisogno di certezze. Sono 4 gli indisponibili: Basic, Di Mariano, Koulibaly e Aurelio. In avanti Brunori e Mancuso. Ranocchia potrebbe partire titolare. E da oggi riprende la preparazione del Catania in vista della fase dei play-off, rinviati di 3 giorni in attesa dell'esito del ricorso del Taranto. La società sta valutando l'ipotesi di un ritiro. Francesco Triolo. Una prospettiva cambiata all'improvviso dall'incubo play-out al sogno play-off. Il Catania da domani aprirà un nuovo capitolo della sua stagione. Il primo obiettivo è quello di cancellare le 17 sconfitte in campionato che hanno condizionato l'intero campionato, tolto a tratti anche certezze, quelle certezze che adesso il Catania ha 2 settimane di tempo per ritrovare, complice anche lo slittamento dell'inizio dei play-off con i rossazzurri in campo il 14 maggio e non più l'11. Per questo sarà importante anche il mini ritiro che la società sta immaginando
immaginando di effettuare per dare la possibilità alla squadra di preparare al meglio il post-season. Michele Zeoli e lo staff tecnico e sanitario lavoreranno sul recupero degli infortunati con una piccola speranza di recuperare anche Diego Peralta in vista dell'inizio della seconda fase. L'infortunio contro il Messina è stato abbastanza serio, ma ci potrebbe essere la possibilità di recuperarlo in vista di una ipotetica semifinale. Una speranza che però dovrà essere coltivata. Chi non avrà a disposizione al primo impegno Zeoli sarà Marsura, che dovrà scontare il secondo turno di squalifica, mentre è più difficile che possa recuperare Silvestri, assente da mesi per infortunio. Il tecnico rossazzurro però dovrà lavorare anche e soprattutto sulla testa di un gruppo che ha dato risposte di carattere contro Messina e Benevento e che vuole ripartire proprio da quell'atteggiamento. E per questa edizione ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.